Buonasera a tutti ragazzi, chiudiamo la serata con una nuova notizia che è arrivata proprio adesso. Il vulcano Shiveluk, se vi ricordate, che aveva eruttato la settimana scorsa, si era tranquillizzato, adesso stamattina di nuovo ha eruttato. Secondo la località, diciamo che la colonna di cenere è alta più o meno, ragazzi, sui 6 km quasi, più di 5 km, oltre. Quindi diciamo che la colonna di cenere ora si è allungata ad oltre 85 km e si sta spostando verso sud-est e potrebbe interessare anche le rotte aeree come già ha fatto la settimana scorsa. Quindi in effetti questa è una notizia che è arrivata poco fa. Shiveluk, se vi ricordate, è un vulcano che si trova in Russia, Kamchatka, quindi è uno dei vulcani piuttosto attivi della regione, quindi diciamo che è un forte, diciamo come lo Stromboli, quindi esplosivo, non è come tipo l'Etna che scende in magma. Quindi diciamo che questo vulcano fa paura come lo Stromboli, come il Vesuvio e come tanti altri. Quindi diciamo che per ora diciamo che sta a 5-6 km di altezza. I vulcanologi già la settimana scorsa avevano avuto modo di assistere a una sua eruzione, adesso si è ripetuta a distanza di 6-7 giorni in effetti. Quindi adesso stanno allerta gialla per l'aviazione, se continuerà a camminare dovranno chiudere un po' di spazio aereo perché la visibilità sarà zero, quindi il Ministero delle Emergenze russo per ora non ha emesso ancora nessuna allerta rossa, gialla, quindi criticità media in effetti. In effetti il vulcano sta quasi a 3300 metri dal livello del mare ed è il vulcano più attivo diciamo, del lato settentrionale della Russia. Quindi speriamo bene che non faccia danni e diciamo questa è una diciamo, notizia che ho preso poco fa in Russia e l'ho tradotta, quindi stamattina è avvenuta questa eruzione, quindi è aggiornata proprio ad oggi, quindi a stasera, quindi è proprio fresca fresca questa notizia. Quindi ragazzi, se saprò qualcosa in più, domani farò un aggiornamento. Per ora solo questo è quello che sono riuscito a capire, diciamo, dalla notizia russa. In effetti dice che una colonna di cenere, la Pilli, è alta fino a 5,5 mila metri. Si sta spostando per oltre 85 km e potrebbe interessare le rotte aeree. Questa è la notizia che hanno dato in russo. In italiano non ho trovato come al solito nulla, quindi ancora non ci sta nulla, quindi può darsi che domani trovo qualche aggiornamento, quindi o in russo o in italiano comunque cercheremo di aggiornare un po' la situazione. Per ora è tutto ragazzi, vi auguro una buona notte e ci sentiamo domani, grazie a tutti.